Oltre la pagina, siamo arrivati a 21, un tempo era la maggiore età, 21 puntate di Woccate. Credo che, come succede eh, in altre occasioni, si stia avvicinando il tempo di una strenna natalizia delle Woccate. Allora, intanto saluto Emanuele Mastrangelo, non so se è in collegamento Skype o telefonico, comunque è via Skype. Non lo vedo, ma lui mi sente, credo mi senta. Allora, sì, mi senti? Vi sento ma non vi vedo. Ecco, adesso vi vedo e vi sento. Allora, bentornato intanto Grazie, Emanuele. grazie. Buondì a tutti. Ci aspettiamo una strenna natalizia perché 21 puntate sono tante. E da dove cominciamo? Con Enrico ci Mi stavamo ragionando eh, le woccate di Natale, un libricino per raccontare un po' di tutte queste boiate clamorose che ci minacciano. Cioè, noi ci ridiamo, ma questa è roba seria. Eh, ricordo che le trovate su gratis, quindi magari contribuite ogni tanto su Centro Studi Machiavelli, perché è giusto che sia così, anche perché il servizio di tutto il lavoro che trovate su Centro Studi Machiavelli è importante, è interessante, è meritevole. Noi seguiamo un po' più da vicino le Boccate, ma non solo. Allora, da dove possiamo cominciare in questa ultima puntata? Imbarazzo della Perché scelta. io scherzando col valente giovane tecnico, regista Lorenzo, dicevo, ah no, prima c'era Davide, dicevo al tecnico, anche lui giovane e valente, "Oh, ma sai cosa c'è? Io mi sento un banchiere, no? E allora sai cosa faccio? Vado in banca e dico io sono un banchiere, voglio il conto corrente, datemi i soldi. Qualcosa mi dice che non funziona così, però sentirsi un lupo ha funzionato, ho letto che gli è stato riconosciuto la disforia di genere in Scozia, un ragazzo. Ha fatto la citazione di Truffaut. Io tra i miei 37 e 38 ascoltatori non ci sono dei cinefili e quindi non è stata diciamo colta questa citazione. A te la parola, Emanuele. Allora, Allora, questo dovrebbe essere il primo caso al di qua dell'oceano. Al di là dell'oceano c'erano già stati casi in scuole americane di carriere alias con Dragon Kind o Fox Kind, adesso non so come si pronunci, cioè gente che si dichiara essere gatto o si dichiara essere volpe e quindi devono essere trattati o draghi, perché poi adesso arriviamo pure agli animali fantastici, no? Quindi le scuole cosa fanno? Tu ti autodefinisci gatto e non hai cioè, vuoi miagolare durante l'interrogazione e se il professore ti dice senti, spiegami un po' la tabellina del 7 e tu fai miau miau miau, se lo bocci sei gattofobo e quindi la situazione è abbastanza complessa, cioè come potete vedere qui non stiamo parlando essenzialmente della legalizzazione della malattia di mente. Qui tocca essere seri, cioè se, abbiamo detto quante volte, 100.000 volte, se io mi alzo, mi metto in testa una feluca e dico sono Napoleone, io non sono Napoleone, io sono un cretino, un pazzo che gira con lo scolapasta in testa e uno scolafritto in mano e dice sono Napoleone. Non posso pretendere di vivere le tue ieri, tra l'altro che non esistono più, e che la gente si rivolga a me con votre majesté, giusto? Se io invece dico io sono un gatto, sono un lupo come questo bambino in Scozia, ah sì è vero, hai ragione, magari anziché il piatto a mensa mi danno la ciotolina per terra, perché ho questa pazzia di mente. Definiamo pazzia di mente. La pazzia di mente è quando il tuo comportamento e la tua percezione non corrisponde a una realtà oggettiva. Se tu pensi di avere quattro mani, non hai quattro mani, sei pazzo. Se tu pensi di essere Napoleone, non sei Napoleone, sei pazzo. Se tu pensi di essere un lupo, non sei un lupo, sei pazzo. Allora, siccome normalmente queste cose, quando avvengono in età così tenera come quella di uno studente scolastico,
più che pazzia, sono delle semplici manie, delle semplici passerellerie, come possiamo definirle? Insomma, mode passeggere, momenti di cretinaggine che poi crescendo passano e in un contesto normale tu che fai? Hai il riflesso di una società che ti dice ma sei scemo? Quando a un certo punto i tuoi neuroni specchio cominciano a funzionare bene e ti riconosci nel fatto che quelli che ti dicono sei scemo hanno ragione, perché è oggettivo che sei scemo, improvvisamente ti vergogni di quello che ti sei sentito, prendi coscienza di te e cambi. Nel momento in cui la società ti dice no, no, tranquillo, bello lupacchiotto de papà, sì, tu sei un lupetto, certo, puoi ululare alla luna, la notte a scuola, alle interrogazioni, puoi ululare. Fino a che la società continuerà a vezzeggiare questi poveracci, questi non capiranno mai che la realtà è diversa dalla loro momentanea percezione. E quello che è poco più di un gioco di ruolo da parte di ragazzini che non riescono ancora a capire bene la differenza tra realtà e gioco diventa pazzia e allora poi li devi ricoverare. Questo è quanto. Ecco, il punto, ne abbiamo già parlato, tu su questo sei sempre stato molto chiaro, molto comprensibile anche, no? Cioè, arrivi al dunque. Io ci ritorno sopra, non vorrei ripetermi, ma hai detto bene, no? La malattia. Ecco, io so, tutti sappiamo, che le malattie poi hanno conseguenze, devono essere curate perché portano delle conseguenze che sono nocive nei confronti del malato, comprese le malattie mentali, quelle che sono considerate malattie Il mentali. malato e delle persone che Allora, gli stanno allora no, chiudo. Allora, un tempo si considerava malattia mentale l'omosessualità e la si curava addirittura con l'elettroshock, bestialità. Poi per fortuna secondo me è cambiato. Ma nel momento in cui ci sono queste situazioni, se uno si crede un lupo, non è disforia di genere, potrebbe essere una fase della giovinezza, fase dell'adolescenza, potrebbe essere qualcosa di peggio. E Sì, l'idea ma di scusa, non posso su curare questa cosa danneggia perché il loro ragazzo. giocano molto su questa storia. Prima gli omosessuali erano considerati malati. Allora, prima coloro i quali definivano gli omosessuali malati non stavano applicando un criterio scientifico, ma stavano applicando un criterio moralistico. La stessa gente che diceva che gli omosessuali erano malati erano quelli che magari praticavano la clitoridectomia alle donne perché non provassero piacere o che facevano dormire i bambini negli istituti, negli orfanotrofi, nei collegi con le tavolette di legno fissate all'interno delle cosce perché di notte si facessero male in caso di erezione e non è cosa normalissima, specialmente quando si è giovani, e quindi non provassero la poluzione notturna. Cioè, capite bene che quella non è scienza, quella è semplicemente moralismo, perbenismo puritano protestante applicato come scienza. Noi ne abbiamo anche visti di recente di moralisti del cazzo che ti vengono a spacciare il loro moralismo per scienza. Io qui sto parlando di un'oggettiva constatazione della realtà che non ha bisogno di 3 lauree per essere constatata da qualunque persona. Questa cosa la può vedere mia nonna di 97 anni. La possiamo vedere tu e io, che siamo persone nella media, la può vedere perfino un semideficiente, che un uomo è un uomo e un lupo è un lupo, così come un maschio è un maschio e una femmina è una femmina. Cioè qualunque persona che non abbia il cervello alterato da droghe, ideologia o un ferro da cazza infilato nell'orbita, può constatare questa realtà. Per cui loro ci giocano molto. Ah, prima gli omosessuali erano perseguitati. Quello era moralismo, non è scienza, ma non è nemmeno constatazione oggettiva della realtà. 2 più 2 fa 4 e non bisogna avere la laurea in matematica per poter dire 2 più 2 fa 4. Ah, adesso tutti i matematici, no, conta sulle dita, cacchio, le dita, i diti delle mani. Che un uomo è un uomo e un lupo è un lupo, lo vede chiunque, non c'è bisogno di Mainardi, di quello che faceva la rubrica su Quark e il mondo degli animali. Non c'è bisogno di una laurea in zoologia per dire che un uomo è un uomo e un lupo è un lupo. Questo è quello che sostengo. Sostengo, Eh, poi è oggettivo pure questo, non è una sì, mia trovata, una teoria discutibile, no, è dogma, va bene? Così è se vi pare. tra l'altro a me sembra che sia quel mondo lì che vuole quando vogliono
che i ragazzi di 15-16 anni cambino sesso, sono loro che quasi, diciamo, non sentirsi né ben donna né ben maschio sia una malattia e si debba intervenire quando magari dubbi sull'identità sessuale in un adolescente, poi non sono nemmeno magari così rari, ma soprattutto non vanno curati con interventi definitivi e reversibili come l'intervento chirurgico. Cioè, paradossalmente sono loro che vogliono l'elettroshock a chi non è sicuro della propria identità sessuale. Paradossalmente, forse Certo, mi spingo troppo. certo. Tra l'altro io insisto su una cosa, che una persona che dovrebbe avere un minimo di moralità religiosa, quindi io faccio appello a tutti coloro i quali fanno riferimento alle religioni del libro, quindi musulmani, cattolici e israeliti. Sulla Bibbia, una delle preghiere che si fa al nostro Signore è non confondendo, che noi non si sia confusi. Si chiede a Dio di non essere confusi. Qui c'è gente invece che pratica la confusione come strumento pedagogico, politico, culturale. Confondere un ragazzino o una bambina di 12-13 anni quando inizia la pubertà, che è un momento in cui uno non ci capisce nulla, e andargli a dire, ma l'altro giorno leggevo di una pazza scacchiata che diceva che suo figlio a 3 anni è transgender, a 3 anni. A 3 anni non sai tenere il cucchiaio in mano, a 3 anni non ti sai legare le scarpe, a 3 anni sai cos'è il sesso? Ecco, queste cose sono dal punto di vista scientifico, ci vogliono delle leggi per imporle, tant'è che loro poi nei paesi in cui comandano gli wokisti impongono delle leggi per impedire di discutere queste cose. Per cui se fosse scienza tu ne discuteresti in un consesso scientifico, esce fuori che hai detto una cazzata, ti caccio dall'accademia perché sei un cialtrone. Se tu imponi una legge per impedire di discutere queste cose vuol dire che hai il carbone bagnato, la coda di paglia. Dal punto di vista religioso questa cosa è una bestemmia in chiesa, è un'azione satanica, è un'azione maligna e quindi chiunque abbia un minimo di moralità religiosa dovrebbe opporvisi. Poi c'è il discorso scientifico, cioè qualunque persona voglia avere un minimo di coerenza scientifica di fronte a una boiata del genere deve dire è una boiata, perché oggettivamente è una boiata. E nessuna boiata, cioè nessun principio scientifico oggettivo ha bisogno di una legge per essere difeso. Se una cosa è oggettiva, la tabellina del 5, non c'è bisogno di una legge che dica tu devi rispettare la tabellina del 5, se no vai in galera. Perché se tu non rispetti la tabellina del 5, per esempio in un banalissimo calcolo per la costruzione della casa, la casa ti casca in testa, muori e te levi dalle scatole. Se non calcoli bene la tabellina del 5 quando tu stai guidando l'automobile, per cui calcolando per esempio la velocità, tu in curva potresti andare fuori dalla curva perché stai avendo un eccesso di velocità oppure vai troppo piano e ti tamponano dietro, muori e ti levi di mezzo. Naturalmente il cervello, la tabellina del 5, non ha bisogno di imparare a memoria, la sa. Per cui che 5 per 4 faccia 20 e non 16, il cervello automaticamente lo sa. Quindi non c'è bisogno di una legge per imporla. Se io ho bisogno di una legge per imporre il fatto che un maschio possa definirsi femmina o un bambino possa definirsi lupo, vuol dire che questa cosa non è scientifica, non è oggettiva, non ha un riscontro con la realtà, altrimenti io non la dovrei imporre per legge. Sarebbe positivo se chi sostiene queste teorie accettasse il confronto e non passasse sempre agli insulti e alle accuse di Certo. omofobia. Tra l'altro, vedo che ci sono sempre più femministe, ho visto anche per riguardo l'utero in affitto, che mettono in discussione queste teorie. Le Sì, femministe. infatti oggi a Roma c'è il diluvio perché la Valente ieri se n'è uscita che l'utero in affitto. Lei ha detto che è patriarcato, vabbè, qui siamo a rovesciamento, poi del rovesciamento. Però, viva Dio, una come la Valente, che io ho sempre trovato uno dei personaggi più fastidiosamente femministi che ci siano sul mercato politico in questo momento, come l'orologio rotto, 2 volte al giorno segna l'ora esatta. Ha detto una cosa Devo giusta. dirti che questa signora forse segue Radio Libertà, perché a me era capitato, quando è stata approvata la legge, era capitato di fare, avevo intervistato anche una parlamentare, mi hanno permesso un ragionamento in libertà. Avevo detto che paradossalmente l'utero in affitto è un atto di patriarcato. Il Perché? patriarcato, Perché sì. questa esigenza di lasciare al mondo la propria eredità genetica è un fenomeno
che per carità non credo sia sbagliato, per carità, ma appartiene a un che di ancestrale, di medievale, di latifondistico, da ius prime nocti, cioè appartiene a una dimensione, a una sfera patriarcale, spingendosi al paradosso. È Vedere che molto questo femminista... stiracchiata come cosa. Sarebbe come dire che lo stupro è legittimo perché qualunque individuo ha l'istinto a riprodursi o l'istinto a fare sesso. Cioè ci sono i limiti. I limiti esistono perché la società possa sopravvivere. Esattamente per lo stesso motivo per cui anche se tu hai fame eviti di rubare. No, ma La io ho stessa detto... cosa, se tu vuoi a tutti i costi avere un figlio, ma non puoi averlo, perché la realtà te lo impedisce, perché una coppia omosessuale non può avere figli, per lo stesso motivo per cui due spine della corrente, se una non è maschio e una è femmina, non c'è il contatto. Se non li puoi avere, non li puoi avere, punto e basta. L'adozione che viene concessa alle coppie normali è un sistema con il quale lo Stato garantisce non il diritto alla coppia di adottare, ma il diritto al bambino di avere dei genitori normali. Normali vuol dire nella norma, non è che adesso devo andare a fare il Vannacci della situazione perché già l'ha spiegato lui molto meglio di come lo posso fare io. Vuol dire nella norma, così come la Costituzione parla di famiglia naturale, e per naturale non vuol dire che l'omosessualità sia innaturale, vuol dire che esista allo stato di natura la famiglia. La famiglia omosessuale allo stato di natura non esiste, è un prodotto di diritto positivo, cioè quando tu hai 5 pasti al giorno, non hai una guerra da 80 anni e non hai altro problema che vedere quale serie di Netflix seguire la sera, ogni tanto qualcuno si inventa qualcosa di nuovo, ma è un problema dei nostri giorni. In tempo di guerra o i popoli primitivi il cui problema è ammazzo la gazzella, mangio, non ammazzo la gazzella, mi devo mangiare due radici tirate fuori da terra, e questi problemi di famiglia omosessuale o no non ce l'hanno, è un prodotto di diritto positivo. A livello di natura, quindi di stato naturale, esiste la famiglia è una sola, padre, madre e i figli, quella è la famiglia, nello stato naturale. La Costituzione la riconosce. Signori, la Costituzione nata dalla Resistenza, la Costituzione fatta dai padri costituenti, dice che lo Stato riconosce la famiglia, cioè lo Stato viene dopo. Il diritto positivo è successivo al diritto naturale. Quindi, la Costituzione, ragazzi, è vero che negli ultimi anni ci siamo puliti il naso con la Costituzione, però sarebbe pure il caso di cominciare a rileggerla e a capire che quelli non erano esattamente gli ultimi cretini che dicevano una cosa, beh, schiamoci naturale così, oppure erano addirittura omofobi, perché poi a un certo punto mi aspetto perfino che si dica che un Calamandrei era un omofobo. E rimangono pochi minuti. Quali sono gli altri spunti? Sono tutti interessanti. Mi ha stupito i minorenni che non possono entrare dopo una certa ora nei supermercati. È una fotografia. Lì forse andiamo oltre le boccate, andiamo alla fotografia di un mondo Siamo malconscio. diventati talmente liberi che praticamente noi non abbiamo in questo momento la possibilità in alcuni paesi di di far andare i nostri figli liberamente in un centro commerciale. Cioè, e questo avviene ovviamente dove? In quegli stati degli Stati Uniti dove più avanzato è il cosiddetto progressismo. Cioè sono quelli che a noi ci vengono additati come esempi di progresso, no? La California, l'Oregon. E poi il risultato di tutto questo progresso, qual è? Che tuo figlio lo devi portare in guinzaglio fino a 16 anni. Fino a 16 anni. Io faccio presente che durante la seconda guerra mondiale a 16 anni si era abbastanza grandi da essere mandati in guerra. Oggi a 16 anni il ragazzino deve girare a guinzaglio della madre perché i supermercati non vogliono più ragazzini che vanno nei supermercati a fare i cretini, i vandali, i furti, tanto più che poi che succede che in molti di questi stati, siccome i giudici in America sono eletti, sono una carica politica, e molte di queste cariche politiche vengono accaparrate da fondazioni tipo quella di Soros, che quindi spingono, poi noi in Italia ne sappiamo qualcosa della magistratura occupata, vabbè, forse questo è un altro di maniche, però lì proprio ci sono vere e proprie ondate di giudici progressisti che occupano gli scranni e le aule di tribunale perché
gli pagano le fondazioni tipo Soros, appunto, eccetera, pagano le loro campagne elettorali, in molti stati degli Stati Uniti più progressisti, il piccolo furto, il reato commesso nei negozi, eccetera, è stato depenalizzato. Per cui il guardiano, il metronotte che ferma il tizio che si è riempito le tasche di telefonini strappati dentro al negozio, corre il rischio addirittura lui di essere perseguito per aver tentato di aver placcato magari il ladro. Siamo a situazioni in cui, cioè il centro di San Francisco, per esempio, si sta desertificando perché i negozi presi dalla concorrenza delle internet e contemporaneamente il fatto che se ti rubano tu non puoi nemmeno reagire, né poi se quello acchiappano gli fanno qualcosa i giudici, questi chiudono. Quindi che succede? Che visto che la maggior parte poi di coloro i quali compiono questi reati appartengono alle fasce giovanili, poi appartengono pure a delle minoranze etniche, però avete sentito l'altro giorno l'Europa ha detto che se tu fai queste profilazioni etniche sei razzista, quindi qui torniamo al discorso che la matematica e la statistica sono razziste, quantomeno sui ragazzini, sai, per classe etnica l'apartheid non lo posso fare, per classe d'età lo posso fare, almeno blocco i ragazzini, quantomeno una parte di quelli che mi compiono reati li fermo. Questi ragazzi sono le conseguenze del progressismo, del liberal, le conseguenze del wokeismo, ragazzi, delle wokkate. Siamo alla conclusione, abbiamo esaurito lo spazio, ringrazio davvero Emanuele Mastrangelo e Ringrazio voi. il Centro Studi Machiavelli e a risentirci Emanuele. Ciao signori, buona giornata a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci sempre naturalmente oltre la pagina Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 14:03. Allora, abbiamo ancora due appuntamenti, il classico, anzi tre, due classici, due rubriche, il Qui Parlamento e il Segui la Lega, che verranno espletati entro le 14:30, poi alle 14:35 la proposta del segretario Usic, il sindacato dei carabinieri, di usare a partire da Livorno i parà. In questo caso stiamo parlando del Tuscania, i parà del reggimento Tuscania. Allora, adesso abbiamo, e ringrazio Lorenzo il Magnifico che ha procurato questo inserto da Montecitorio, ascolteremo il parlamentare leghista Edoardo Ziello, poi c'è ancora un Rolling Stones e poi segui la Lega. Qui Parlamento. Presidente, il 23 febbraio scorso di quest'anno un gruppo di manifestanti in via Curtatore Montanara, che rappresenta una delle vie di accesso ad una delle piazze più importanti e più belle del mondo e che rappresenta un vanto per il nostro paese perché contiene la Scuola Normale Superiore di Pisa, un polo di eccellenza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista umanistico e da un punto di vista anche di pensiero in generale e di insegnamenti. Questo gruppo di manifestanti ha cercato di travolgere con violenza, con sputi, con spinte e con impeto un presidio statico, fisso, fermo, immobile delle forze di polizia. Di fronte a questo tentativo di travolgimento, cosa è successo? Che le forze di polizia hanno reagito utilizzando i propri dispositivi. Scusate colleghi, però sto parlando di solidarietà alle forze di polizia, un minimo di sensibilità. Ci penso Scusate. io. Onorevole, per cortesia. Prego. Grazie Presidente. Ricapitolando, quel 23 febbraio di quest'anno un gruppo di manifestanti violenti ha cercato di travolgere un presidio immobile statico della Polizia di Stato, utilizzando metodi violenti descrivibili con semplici espressioni del tipo sputi, calci e spinte. Di fronte a questo gli agenti hanno reagito utilizzando i propri dispositivi di protezione individuali, ovvero lo scudo e la propria mazzetta distanziatrice. Di fronte a questo, è notizia di oggi che noi abbiamo appreso, sono state recapitate esattamente 13 richieste di condanna a 13 poliziotti con 2 capi di accusa per ognuno di essi gravissimi: eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Ecco, di fronte a questo io non mi nascondo. Dico che queste indagini sono una vergogna per il nostro Stato, perché anziché andare ad indagare, anziché andare a processare quelle persone che si sono avventate con una forza intimidatoria nei confronti della polizia, che sono non persone normali o studenti come dice la sinistra, ma sono rappresentanti dei centri sociali che inneggiano ad Hamas e alla Palestina. E di fronte a questo cosa succede? Che la magistratura avvia un'attività inquisitoria di questo tipo. È gravissimo ed è Onorevole Donno, per favore, onorevole il Donno. Movimento 5 Stelle provi ad impedire ad un deputato di quest'Aula l'esercizio del proprio diritto democratico a colpi di risate di effettuare un intervento a sostegno delle forze di polizia. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle si toglie la maschera e si dimostra per quello che è, una forza contro la polizia di questo Paese. E ritornando all'intervento di fine seduta, signor Presidente, e concludo, noi di fronte a questo tentativo di ribaltamento dei principi del buonsenso, secondo cui chi doveva farsi travolgere, chi doveva farsi umiliare, chi doveva farsi picchiare, dovevano essere quegli agenti che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire
la nostra incolumità, anche quella dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, e noi staremo sempre dalla parte di questi ultimi e mai dalla parte di chi vorrebbe creare disordine nelle nostre città, nel nostro paese, utilizzando la tecnica del cavallo di Troia degli studenti, ma quando in realtà in quel cavallo di Troia ci sono soltanto dei rappresentanti violenti di centri sociali, i cui centri andrebbero chiusi assolutamente anche per legge. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Sasso. Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci, riprendiamo. Allora, linee aperte, se volete. Naturalmente, nel senso, se volete intervenire, le linee sono a vostra disposizione. Tra poco iniziamo l'altra rubrica. Segui la Lega. Vediamo un po' gli interventi. Allora, qui c'è Allora, Mario mi chiede in una parola sola il significato di walk. Walk, svegliati. Non è una parola sola, non esiste. Lo dico con parole mie. Mario, è la versione spinta del pensiero politicamente corretto, che si riassume in azioni come la cancel culture, cioè Colombo. Colombo era uno schiavista perché ha fatto scoprire gli Stati Uniti, che poi hanno reso il continente americano, che poi ha reso gli schiavi gli abitanti nativi di quel continente stesso. Addirittura Churchill è una sorta di divisionismo. Churchill, che aveva tenuto un carteggio con Hitler e che era comunque un colonialista, ecco, le accuse sono di colonialismo, sono di tutto quello che concerne questo tipo di comportamento che vuole stigmatizzare, cancellare ciò che viene ricondotto in qualche modo a schiavismo, colonialismo, imperialismo, eccetera, eccetera. Spero di essere stato esaustivo, Mario. Allora, grazie per il tuo intervento, naturalmente. Allora, prima di andare alla Segui la Lega, fatemi leggere qualche. Morti 2 operai sulla 1, erano scesi da un furgone fermo in corsia di emergenza. Sono stati investiti da un camion fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione sud. Terzo operaio è rimasto ferito ed è sotto shock. Si è salvato perché è rimasto sul mezzo che era senza benzina. Traffico bloccato per alcune ore. Esplosione a Bologna, fiori e tante persone alla Toyota, sopralluogo dei PM, tour trenino del Bernina, tour di gruppo con accompagnatore, guida locale, pensione completa. Soldi dello Stato a società legate all''ndrangheta, commissariata dalla Banca Progetto. Poi andiamo a vedere cosa ci dice invece Corriere.it. Ustia è una locuzione dialettale, non è una parolaccia. Ostia. Conte licenzia Grillo, stop ai 300.000 euro, mai accettato che fosse pagato come garante dei 5 Stelle. La replica contratto in vigore. E qua è la classica partita dove alla fine tra Conte e Grillo è la classica partita dove tifi per l'arbitro. Allora, politicamente parlando, poi naturalmente io nei confronti di Beppe Grillo ho la stima per il comico che mi ha regalato tonnellate di risate quando compravo i DVD, anzi prima c'erano i CD e poi mi sono comprato i DVD. I CD me li registravo perché si trovava già nei primi anni 2000, si trovava del materiale open libero, non era pirateria, e i DVD invece li compravo e ha regalato tonnellate e tonnellate di risate. Poi politicamente siamo su un altro campo.
Il Papa l'enciclica di Lexit Nos, ritornare al cuore per cambiare il mondo. Manovra fino a 960 euro in busta ad alcune o bonus bebè da 1000 euro, tetto a detrazioni auto aziendali, raddoppia la tassa. E poi abbiamo un interessante articolo di Molinari, l'ho letto ieri però su l'ho letto stanotte su Repubblica, che spiega come mai, cioè, è sbalorditivo leggere su Repubblica, e spiegano che davanti Trump, anzi Trump come dicono quelli bravi, contro licenza green, lo troviamo anche su Repubblica. E poi sei un piccolo uomo, mi stai minacciando e fai da dentro Fratelli d'Italia, Giulio in bilico. Quindicenne incensurato, ucciso in centro durante una sparatoria, Emanuele Tufano morto davanti a una chiesa, 2 feriti, qui si spara di continuo e siamo a Napoli. Julio Velasco, l'annuncio, proseguo con le azzurre fino a Los Angeles 2028, poi attacca la destra, i figli di migranti diventano italiani quando conviene. Allora, se si conosce il personaggio Julio, ecco, a voi di destra, non fatevi menare per il naso da questi furbacchiotti. Julio Velasco è di sinistra, è sempre stato, e lui si è visto anche sequestrare il fratello dai colonnelli da Videla, dei fascisti argentini, quindi essere di sinistra per lui ha un significato diverso da certi figli di papà che conosciamo. Se leggete le sue interviste, è un uomo di un'intelligenza non comune, ed è appunto, essendo dotato di intelligenza, evita di scendere nella bassezza politica. Certo, lui è un immigrato sostanzialmente argentino, eccetera, certo che ha questa posizione, ma Julio Velasco attacca la destra, senza neanche averla letta. Conosco Julio Velasco da anni, ho letto tutte le sue interviste, le ho ascoltate, e non esiste che lui si permetta di attaccare la destra, perché è intelligente, perché se lui la mettesse terra a terra come vogliono quelli di Repubblica, che non si sono mai curati, si sono dimenticati dei casi dei fratelli Elkan in guerra totale con la madre, bello, come Eros Ramazzotti, come Lara Michaela Ramazzotti e Paolo Virzia. Avete letto cosa sparon? Lui che le sputava addosso, mignotta, lei che lo prendeva a calci e sberle, il suo attuale compagno, un bodyguard che prendeva a manate la figlia di Virzì. Questi sono quelli. Virzì aveva fatto un film dove stigmatizzava la Padania nel nord. Ah, che bel film! Ah, Virzì insegna. Cosa insegna? Che sputi e gridi mignotta alla tua ex moglie, che dovrebbe essere anche madre di uno dei tuoi figli, se non sbaglio. Complimenti, che bel atteggiamento, complimenti a sinistra, siete bravi a creare dei modelli che poi non sono reali. Non che a destra sia meglio, per carità, però a destra perlomeno chi è liberale sa come va il mondo e quindi difficilmente dice guarda che io sono meglio di te. A sinistra c'è questo vizietto. E Julio Velasco, appunto, che è intelligente, non si sogna di entrare nell'abbaiare politico, perché se lui ci tiene sicuramente al fatto che vengano riconosciuti i figli degli immigrati, ma sa che se scende nell'agone politico, se scende nella palude politica, ottiene l'effetto contrario. Ma quelli di Repubblica, vabbè. Io violentata dal clan del Trullo, il racconto di una testimone di giustizia fa tremare la Roma criminale. Elezioni USA, perché Trump accusa il Labour britannico di spudorate interferenze nella campagna elettorale. E poi la leggenda di Richelieu e Bettini, ma quale salotto? A casa non c'è. E poi fatemi andare su. C'era anche, mi diceva Lorenzo il Magnifico che da ragazzino amava suonare la pianola e aveva imparato la marcia turca di Mozart. Ma noi continuiamo, facciamo così, oggi continuiamo con i Rolling Stones in onore di Bill Wyman. Allora, vediamo per curiosità cosa offre ai nostri occhi Dago Spia.
sedotta e abbandonata, povera Chiara Ferragni, Silvio Campara è tornato dalla moglie. Il CEO di Golden Goose, che aveva mandato in solluchio l'influencer sotto il sole della Versiglia, è stato avvistato con la moglie Giulia Lucchi. Chi l'ha paparazzata insieme ai figli e alla compagna, che ha deciso di riprenderla in casa nonostante le voci di corna di quest'estate. La Ferragni aveva puntato Campara a tal punto che mostrava la sua foto promettendo questo me lo prendo. E anche oggi Mattarella assesta un ceffone alla Ducetta e ai suoi camerati. Il capo dello Stato interviene in difesa della Costituzione. Reca fortemente impressi 4 caratteri: è lavorista, personalista, autonomista e antifascista. C'è una telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto? 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 Sì, No, sento una voce. Pronto? sì. Sì, parli pure, Io la è in sento diretta. benissimo. Sì, sì, lo so. Signor Pellegrini, buonasera. Volevo parlare della crisi grave che c'è nell'auto, Prego, prego. se non le dispiace, da quello che ho letto io in biblioteca. Perché nonostante abbondanti sovvenzioni pubbliche, sono scomparsi interi stabilimenti come Chivasso, Desio e Rivalta e Arese. E il gruppo Iseso mi sembra un livello occupazionale minimo molto meno di quello che c'era solo a Mirafiori nel 1980. E Mirafiori mi sembra e Pomigliano d'Arco sono al 17esimo, signor Pellegrini, al 17esimo anno consecutivo di cassa integrazione. E poi devo aggiungere che occorrerebbero imprenditori e non finanzieri. Lo stesso Tavares mi sembra sconfitto dal troppo USA, sta per essere abbandonato dagli azionisti che contano. Per salvare l'auto con imprenditori in fuga occorrerebbe volontà politica prima di tutto, chiara, ma l'unico in Europa con idee mi sembra è Macron, che vuole fondare Stellantis e Renault. Da noi, signor Pellegrini, silenzio e cassa integrazione, finché dura, dico io. La saluto, buonasera. Grazie, maestra Lisetta. Aggiungo, ieri ho letto Orsini segnalava meno 6% di produzione di automobili, quindi crisi, come diceva la nostra ascoltatrice. Nel silenzio, come diceva lei, Repubblica per esempio si è sempre scordata di ricordare nel caso Stellantis, hanno sempre, anche loro, visto che ormai è diventato il bersaglio di tutti, hanno attaccato Tavares, e però Stellantis è degli Elkan. Le operazioni di Stellantis hanno la convalida degli Elkan e quelli di Repubblica, però questo non glielo dicono a chi legge ancora quel giornale. Lilli, la nostra Marilyn, Fulvio Abate in lode dell'irresistibile Lilli Carati da Varese. Guardate che bella questa ragazza, che era, poi purtroppo si è impelagata in film un po' così, era bellissima, molto alcuni anni fa. Guardate che bello, metti in condivisione, a parte c'è la foto di destra un po' così, insomma, ma guardate il viso a sinistra, ti viene voglia, e io purtroppo non ci riesco più da qualche mese, ti viene voglia di prendere la matita, la penna e disegnarlo subito, subito, mentre sto parlando con voi avrei voglia, ma adesso non riesco più a tenere penna o matita, ma prima o poi spero di tornare a farcela, bellissima. Scusate, a me è sempre piaciuto, lei interpretò, era una stella del cinema italiano, sembrava lanciata, aveva interpretato il corpo della ragazza da un romanzo di Gianni Brera, e poi invece non, diciamo, le cose non sono andate come si dovevano. Va come deve andare, segui la Lega invece. Partiamo con Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, il sito scritto legaonline.it, sono su Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te la Pellegrina, ma anche Simone Stinazio, o segua te la Marciana. Quante cose si possono fare? Leggere l'instant book di Matteo Salvini, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, 6 anni di carcere per Matteo Salvini, caso Open Arms. Poi abbiamo le feste della Lega, il calendario, funghi e tartufi e tanto altro. Difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu.
e poi iscriversi è molto facile, si versano 10 euro tramite PayPal, anche se non si è iscritti a PayPal, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, io personalmente raccomando calorosi, significativi, insinuanti, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, ovviamente. La testa della Lega Salvini Premier. E poi abbiamo ancora il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, sono soldi nostri, lo voglio proprio sempre ricordare. Magari ci sono ascoltatori nuovi, da 37-38, magari sono arrivato a 43. D43 lo scrivi nella dichiarazione dei redditi, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa, soldi nostri, lo Stato vorrebbe tenerseli, ma noi possiamo indicargli in che direzione investirli. In questo caso questo è un redazionale della Lega, noi ovviamente con grande piacere indichiamo Lega, cioè il D43 nella tua dichiarazione 2 per 1000, nel 2 per 1000 scrivi D43. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, le apparizioni degli eroi della Lega, i suoi politici, abbiamo, vediamo un po', scusate, sto vedendo, alle 16:43 Gianluca canta la messa, Rai Radio 1, alle 16:48 Rai Radio 1, 16:48, poi vedo il presidente attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli, rubrica economia Sky TG24 17:15, questa sera dritto e rovescio alle 23:30 l'europarlamentare Silvia Sardone, domani in ora antelucana per chi vi parla, al cuore della notte, cioè alle 9:15 del mattino, il sottosegretario all'economia Federico Freni a Omnibus alla 7. E direi che per Segui la Lega abbiamo concluso. Tra poco parliamo di parà impiegati per la sicurezza nelle piazze italiane. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
e andiamo sempre in diretta con oltre la pagina di Radio Libertà e come vi avevo anticipato parliamo dei tumulti di piazza, nelle piazze italiane ci sono ormai l'espressione guerriglia urbana è all'ordine del giorno, numerosi casi, ci sono gli antagonisti, ci sono i centri sociali, ci sono i pro-Palestina, i pro-Pal, come ci sono addirittura baby gang, spacciatori, si vedono in certi quartieri che occupano e aggrediscono magari chi prova a entrare. Lo si è visto anche in una trasmissione televisiva recentemente a Livorno. Allora è intervenuto il segretario USIC, Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Antonio Tarallo, proprio in riferimento a Livorno, ricordando che a Livorno stanzia la brigata, il reggimento paracadutisti Tuscania, che sono tra i più, diciamo, tra gli esponenti di maggior spicco delle forze armate italiane. Tra l'altro io ho scoperto su Wikipedia, vi dicevo, che i Tuscania dal 96, se non sbaglio, fa parte dell'arma dei carabinieri, quindi l'intervento dei paracadutisti non sarebbe neanche, anzi sarebbe, mi sembra, in linea con quello che è il loro inquadramento a partire dal 1996. Questo lo dico io, però adesso chiediamo tutto al segretario Tarallo. Antonio Tarallo, benvenuto ai nostri microfoni, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a lei e buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, da dove cominciamo? Questa idea era già successo un bel po' di anni fa, mi sembra fosse ministro della difesa la Russa, di impiegare per esempio qui a Milano le pattuglie dell'esercito, le ronde. No? A sinistra dissero che era un provvedimento fascista, invece nei fatti, devo dirlo, io abito a Milano, qualcosa qualcosa lo vedo anch'io, all'epoca ebbe un effetto deterrente, per esempio misero, ed sono ancora lì, una pattuglia fissa davanti alla sede qui della radio, che è via Bellerio, che è anche la sede della Lega, perché c'erano state delle minacce da parte di esponenti di sinistra, islamici, eccetera, eccetera. Quindi allora all'epoca servì e poi però, diciamo, cambiarono i governi, cambiarono i momenti e la cosa mutò. Ecco, tornare su questa proposta, lei pensava anche a quello che era già stato fatto, come arriviamo a formulare una proposta che è molto seria, mi permetto anche di giudicare, non sono addetto ai lavori, credo che possa essere davvero molto efficace, tra l'altro. A lei la parola. Allora, partendo da strade sicure, se vogliamo parlare del provvedimento La Russa, i militari purtroppo non hanno competenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, però la loro presenza davanti alla vostra sede o nelle stazioni ferroviarie dove serve come deterrente alla criminalità, cioè prevenire, è meglio che curare. Quando io ho visto quei tumulti per televisione, mi sembra fuori del coro, ho detto, ma scusatemi, abbiamo il battaglione paracadutisti Tuscania, perché non viene utilizzato come deterrente a quella criminalità e ridare ai cittadini la proprietà di quei territori che oggi non sono più dei cittadini? Basterebbe, guardi dottore, che i paracadutisti, una decina, una quindicina di paracadutisti, si mettono lì nella piazza senza neanche fare nulla, automaticamente tempo tre giorni e il problema si risolverebbe. Semplicemente questo, con la sola presenza. Tenga presente che l'arma territoriale non riesce e non può riuscire a risolvere il problema per una mancanza effettiva di uomini e quindi dovendo distribuire le proprie risorse su più argomentazioni da trattare, su diverse argomentazioni, sarebbe bello, auspicabile che i paracadutisti del Tuscania, che come ha detto lei sono una nostra orgogliosità italiana, potrebbero loro con la semplice presenza risolvere il problema. Tra l'altro questa proposta
risposta. Innanzitutto, come ha spiegato bene lei, farebbe comunque assolvere al loro compito e poi lo ha già anticipato, quindi entro anche nel merito. Noi qui come Radio Libertà, io nella mia trasmissione ho ospitato i suoi colleghi, diciamo ciclicamente, la situazione in sintesi, la sintetizzo io, e lei magari l'avrà già sentita, l'avrà già detta tante volte. Carenza per i carabinieri e anche per le forze dell'ordine, carenza di organico, carenza anche di attrezzature, carenza anche stipendi non proprio appetitosi, e io sapevo anche questo, mi era stato riferito anche dai suoi colleghi, che essendo stato procrastinato il pensionamento e il prepensionamento, ci sono in strada, un suo collega me lo diceva, ci sono in strada tanti poliziotti carabinieri over 50, over 60, che non sono proprio, cioè sono ancora in forma, sono ancora in gamba, però io sono di quell'età lì, un uomo di 60 anni a inseguire un baby ganger, eccetera, c'è qualcosa, ci riesce anche. Guardi, un mio coetaneo 2 o 3 anni fa, un suo collega, no, forse poliziotto, a Pordenone, ha inseguito un giovane ladro in un supermercato, l'ha preso, ma lui, mentre io sono una baracca in demolizione, questo mio coetaneo invece è una forma strepitosa. Però dico, ci riescono, però noi dobbiamo fare conto che non tutti a 60 anni possono avere ancora l'efficienza e la forma fisica di un trentenne o di questo mio coetaneo, il suo collega segretario Tarallo, e quindi anche quello è un altro punto da vedere, anche perché per esperienza, quando si arriva a una certa età, a una certa esperienza, si è molto più utili in sede organizzativa che in sede operativa, in tutti i lavori, che siano fabbriche, che siano giornalisti o quant'altro. E anche questo è un altro problema che si aggiunge all'insieme, che carica l'insieme e che rende ancora più, io spero, realizzabile una proposta come la sua. Prego. Guardi, allora, intanto aggiungo qualcosa alle sue già importanti conoscenze sulla materia. La media età di un poliziotto, di un carabiniere oggi è intorno ai 48 anni, quindi è una media molto alta, e lo ha detto lei che ci sia meno regolamenti e quindi automaticamente porta ad aumentare l'età. I sottorganici ci sono, addirittura le dico non ci sono le scuole per poter, anche se il governo dovesse stanziare una importante cifra per fare degli regolamenti, avremmo delle serie difficoltà perché non abbiamo né le scuole e né personale specializzato per poter insegnare. Quindi già l'Arma, la polizia, con gli regolamenti del turnover e quelli in più che il governo ci ha concesso, riusciamo a rimediare un pochino, ma non si riesce completamente. Ecco perché io parlavo di prevenzione. Parlavo di prevenzione perché se noi abbiamo un'eccellenza a livello del genere, si potrebbe provare con quella prevenzione. E gliene lancio anche un'altra, dottore, se me lo consente. Una volta, fino al 2009, avevamo i carabinieri ausiliari, ovvero i nostri figli che, anziché scegliere le forze armate per andare a svolgere l'anno di leva obbligatoria, venivano nell'Arma dei Carabinieri, nella Finanza e nella Polizia di Stato. Questo ci consentiva in 3 mesi di poter avere immediatamente ragazzi giovani sul territorio, nelle stazioni carabinieri e dappertutto. Da quando nel 2009 è stato abolito, perché è stata abolita la leva, è stato aperto a una sorta di volontariato nell'esercito, ma non è stato riconosciuto alle forze di polizia. Quindi, oltre ai paracadutisti, se il governo intervenisse anche in questo, cioè a formare i carabinieri ausiliari, una ferma volontaria di 1 anno, noi avremmo sul territorio 4, 5, 6 mila carabinieri in più in poco meno di 3 mesi. Quella è la soluzione. Si spendono pochi soldi di addestramento e si investono
altri soldi, non tantissimi, per tenerli sul territorio a fare prevenzione, perché essendo giovani non li puoi buttare nella mischia senza una dovuta esperienza o preparazione allo scontro con determinate baby gang, come le ha definite lei. Ormai l'Italia non è più un paese democratico, è un paese in piena guerriglia. Viviamo non una guerra come si vive in Israele o come si vive in Ucraina, però c'è una guerra diversa, è una guerra contro la delinquenza e fa molto male, perché purtroppo non si sa a chi colpisce al viandante che passa in quel momento. Questo è il vero problema e bisognerebbe forse fare una seria riflessione su queste cose. Credo anche, segretario, adesso vado un po' sulla cronaca più in generale, il clima che si è creato in questi anni è abbastanza sgradevole. Quello che è successo a Verona è praticamente sono andati, certo sono di una certa parte politica, ma non hanno pudore di andare in piazza contro quel poliziotto che per difendersi ha sparato contro quell'immigrato che lo stava aggredendo con un coltello. E questo francamente, io penso che si possa anche parlarne e discutere, ma scendere in piazza a priori contro quel poliziotto che ha rischiato la vita è uno spettacolo triste. Ma poi sto pensando che 2 anni fa, segretario, lei se lo ricorderà, sono scesi in tutte le piazze d'Italia, io ne parlavo quasi ogni giorno qui in trasmissione, per tantissimi, tutti antagonisti, tutti di una certa parte politica, chiaramente tutti di sinistra, a favore di Cospito. Cioè, voglio dire, Cospito è uno che per fortuna era un incapace, che se gli riusciva l'attentato massacrava non so quanti allievi sottufficiali, credo della scuola di Cuneo, Carabinieri. Cioè, ammazzava dei ragazzi che non erano neanche dei carabinieri o dei poliziotti, a parte che non si può ammazzare un carabiniere o un poliziotto, ma dei ragazzi che dovevano ancora cominciare, e la gente è andata in piazza a suo favore. Allora guardi, è chiaro che questa radio, questa emittente, questa trasmissione stanno da una certa parte, però guardi, io sono tutto sommato anche abbastanza neutrale, non è che sono per i poliziotti o per i carabinieri a prescindere, ma quando vedo qualcuno che scende in piazza a favore di uno che voleva uccidere dei ragazzi, francamente tutta la vita dalla parte di carabinieri e poliziotti, ma soprattutto sono molto affranto nel vedere tanta crudeltà, tanta piccineria, tanta rabbia, tanta frustrazione, e credo che possa anche essere pericolosa tanta frustrazione, tanto malanimo da parte di questa persona. Non puoi sostenere uno che poteva ammazzare dei ragazzi di 19 anni, mi confermi, credo, no? Si esce a quell'età, dei ragazzi di 19 anni lui li voleva uccidere. Mi perdoni, ma mi scaldo sempre perché mi parte l'embolo quando ne parlo, perché ma non solo, cioè, ragazzi carabinieri, no? Ma cioè, i giovani sono cioè, bene o male li consideri innocenti a prescindere, e questo veniva sostenuto e premiato, e c'erano parlamentari che andavano a trovarlo in carcere. Prego, sono andato un po' fuori dal seminato, segretario, ma questo è un argomento che per me è una sorta di costante, perché se continuiamo ad avere un mondo davanti del genere c'è poco dialogo, c'è poco spazio per migliorarsi e crescere. Allora, purtroppo i delinquenti hanno il vantaggio del voto elettorale e quindi in forza di questo voto elettorale, visto che sono sempre di più, fanno gola a una parte italiana della politica. Non mi interessa se di destra o di sinistra, ok? Le voglio raccontare un altro aneddoto, perché tutto da lì è cominciato. Nel 2001, si ricorda il G7 a Genova? Certo. Governo di centrodestra, polemiche sul caso, mi sembra, Caramanica, che ammazzò Carlo Giuliani. Ok? Tutti hanno condannato quel carabiniere, poi la giustizia ha fatto il suo corso e mi sembra sia stato anche assolto per legittima difesa. Ma il carabiniere si era difesa da un tentato omicidio, perché quel ragazzo Giuliani con un estintore lo voleva colpire.
ok? Sa qual è la cosa grave in tutto questo? È che se lei va qualche volta alla Camera dei Deputati troverà l'aula Carlo Giuliani. Ora, io non dico che il carabiniere ha fatto bene a difendersi, magari doveva stare più attento, tutto quello che vuole, ma si può intitolare un'aula di una delle sedi più importanti italiane dove si fanno le leggi, dove la democrazia dovrebbe diciamo così, imperversare più che in altri luoghi, una Camera a un delinquente? Secondo me questo dovrebbe far riflettere. Allora, segretario, è cambiata l'Italia. Segretario, devo dire, lei tocca un altro punto che anche qui abbiamo sempre spesso affrontato. Glielo dico, no, dal mio punto di vista come giornalista, come persona che comunque lavora nella comunicazione. Quello che mi sbalordì è che già all'epoca non c'erano i social, ma c'era internet, le foto girarono il mondo e c'è questa foto chiarissima, di un uomo, di un giovane, Carlo Giuliani, che imbraccia un estintore e lo sta per lanciare addosso a un altro essere umano. Se mi raggiunge un estintore, forse non esco neanche vivo, o comunque esco devastato. Cioè, se io trovo uno che mi sta per lanciare un estintore, tutto quello che ho in mano per difendermi. Eppure, come ha detto lei, addirittura la Camera, addirittura ancora adesso è un eroe Carlo Giuliani, uno che stava per uccidere un altro uomo. La politica gli ha intitolato un'aula, cioè doveva essere la magistratura e lo ha fatto. La politica gli ha intitolato un'aula, ok? Abbiamo altri, diciamo così, no global, come li vogliamo chiamare, se lo ricorda Casalini, si è ricostruito come organizzazione no profit, come ONG, e vengono utilizzati per colpire anche il segretario della Lega, no? Matteo Salvini, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere. Quindi è normale che come si può fare un'opera politica se poi un altro tipo di politica protegge chi va contro l'Italia? Allora io non mi ricordo, l'ho detto io, forse Del Debbio, o l'ho detto Poggio, dicendo con i fatti che stanno accadendo con l'Albania e quant'altro. Negli altri paesi la politica è unita su questi accadimenti, quindi sulla delinquenza, sulla migrazione, eccetera, eccetera. Solo in Italia diventa un problema politico e poi alla fine questo problema politico lo pagano i poliziotti, i carabinieri e lo paga la brava gente che sta a casa. Questa è la realtà, è la fotografia oggi dell'Italia. E volevo concludere, liberare il suo impegno, segretario, con un pensiero, riprendendo la sua proposta, no, di coinvolgere il Tuscania, perché pensavo che impiegare forze di questo tipo nelle guerriglie urbane, non impiegarle, anzi, mi è venuto in mente, sarebbe come avere una fuoriserie e tenerla in garage e usarla solo la domenica. Questi sono uomini addestrati, sono uomini bravissimi, sono molto, molto efficienti. Impiegarli penso che sia anche per loro comunque un onore e quindi non impiegarli è uno spreco. Ma è un mio pensiero banale, volevo sapere, capire lei cosa ne pensa. Dottore, le ripeto, basterebbe, non li devi impiegare che in divisa si vanno a mettere per 3 giorni in quella piazza o in quel luogo di spaccio e vedrà, senza fare nulla il problema si risolve, perché i delinquenti hanno paura di chi è più forte di loro. Questa è la realtà. Non devono fare nulla, fare quello che fa l'esercito, diciamo solo stazionare in un posto e vedrà che si risolve il problema. Così a Livorno, che potrebbe essere un esempio per cominciare un nuovo percorso di pulizia delle strade e delle città dalla delinquenza, e poi andare a Milano, a Roma, la stazione Termini di Roma ci vada di sera. Pochi giorni fa vi racconto questo aneddoto. Mia figlia, qualche mese fa, è venuta a Milano per il concerto di Taylor Swift
e aveva prenotato il treno alle 5 la mattina da Milano per Roma e avrebbe dovuto fare 400 metri a piedi per raggiungere la stazione. Io le ho detto: se vuoi andare al concerto puoi andare, ma cambia il biglietto del treno, perché a quell'orario è pericoloso per una ragazza girare per Milano da sola. Abbiamo perso il biglietto del treno, ma io sicuramente, io e mia moglie, ci abbiamo guadagnato in tranquillità e serenità. E questo devo dire che non è accettabile. Non è accettabile. Poi No. in una città del carabiniere, il degrado poi in una città come Milano, il degrado non è accettabile in una città civile, e lo è forse ancora meno perché poi quello che si sta accadendo. Guarda, allora lei ha fatto non bene, benissimo, perché Milano è diventata una città. È successo alla mia compagna l'estate scorsa, 2023, era andata a ritirare degli esami clinici miei ed era vicino dalle parti di Porta Romana. È stata aggredita da un immigrato che ha cercato di strapparle la collanina. Lei ha reagito e questo, non voglio dire brutte parole, e si è divincolato, è scappato, le ha rifilato un calcio, un pestone che ancora ne porta le conseguenze. Alle 3 del pomeriggio, vicino in centro a Milano, nella città di Beppe Sala, e della sinistra, che quando c'è un ragazzo che fotografa le borseggiatrici, sono prevalentemente donne e sono prevalentemente rom, una consigliera comunale del PD di Milano se l'è presa, ha attaccato il ragazzo che fotografa queste ladre mentre stanno borseggiando, funzionando da deterrente, perché se sanno di essere fotografate si trattengono, ed è stato anche picchiato, e il PD e i giornali di sinistra lo hanno preso di mira. Siamo tornati al discorso iniziale, che la delinquenza equivale a voti elettorali. Purtroppo. Allora, intanto ringrazio ancora Antonio Tarallo, segretario dell'USIC, Unione Sindacale Italiana Carabinieri. È stata, intanto, grazie anche per la sua proposta, speriamo che che riesca veramente a essere realizzata, e grazie anche per questa interessante chiacchierata con lei. Grazie di tutto e risentirci a presto. Grazie a lei, buona giornata. Adesso andiamo alle conclusioni velocemente. Forse mi sono scaldato un po' troppo, ma anche quella lì di vedere questi che prendono le parti c'è contro questo ragazzo che fotografa le borseggiatrici, è inaccettabile. Qui mi è arrivato un indirizzo YouTube da parte di un ascoltatore che però da questa postazione non riesco ad aprire. Attualmente in Italia sono in servizio circa 380.000 uomini e donne suddivise tra carabinieri e polizia di Stato, Guardia di Finanza e polizia locale. L'Italia è il paese europeo con più forze dell'ordine, sono d'accordo con l'impiego del battaglione Tuscania. Sui numeri, ok, giusto, però c'erano delle obiezioni che avevo colto a questo dato, che mi sembra sia reale, però poi ci sono nello specifico. Comunque ringrazio questo ascoltatore, poteva essere, purtroppo è arrivato solo adesso, poteva essere l'occasione per una domanda ad Antonio Tarallo, perché anche questa è un'osservazione di cui va tenuto conto, insomma. Abbiamo velocemente allora, la notizia del giorno è il licenziamento di Beppe Grillo dei 5 Stelle dal punto di vista politico. La notizia del giorno per quanto mi riguarda la morte di questi due operai sulla 1, e poi c'è anche il caso Giuli. Questo è un po' il riassunto di quello che è finora stato la giornata politica e non. Io ringrazio Lorenzo il Magnifico, saldamente sull'autore di comando della regia tecnica, e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.